Cosa vuoi? Sono tue. Sì. Sono belle. Che c'è? Hanno detto che posso andare via. Che succede? Usciamo un attimo, eh? Non sei contento che te ne puoi andare? Cos'è successo là, con quei bambini? È successo che puoi tornare a casa tua, alla tua vita. Perché? Perché abbiamo preso il vero assassino. Quell'altro, quello che ha fatto il confronto dopo di te. I bambini l'hanno riconosciuto. L'abbiamo trovato con il portafoglio di tuo padre in tasca. Ha anche precedenti per rapina. Lui dice che l'ha trovato sotto un ponte. Naturalmente nessuno gli crede. I bambini potevano ribaltare tutto e invece hanno confermato. Sono solo bambini. Andate piano, per favore. Sai che mi mancava per sospettare fino in fondo di te? Un motivo. Sì, c'era la storia dell'appartamento. La tua quota. 100, 150 milioni. Ma tu sei uno che ammazza per 150 milioni? Allora mi sono chiesto di tutto. Ho anche pensato che tuo padre l'avesse fatto del male. È così? Ti ha fatto qualcosa? Guarda che me lo puoi dire. Facciamo che qualsiasi cosa dici qua è detta per scherzo. Eh? Parliamo per scherzo. Parliamo per scherzo. È successo qualcosa tra di voi? Sì. Era successo un fatto. Quando? Quando ero piccolo, cioè avevo 12 anni. Che ti ha fatto? Papà mi aveva... non mi ha fatto niente, mi aveva visto. Ti aveva visto. Mi aveva visto fare qualcosa. Che cosa? Una cosa. Non ce la faccio. Una cosa sporca. Una cosa brutta, vergognosa. Eri solo? Eri con qualcuno? Qualcuno ti ha costretto? Ma non è importante questo. Io pensavo che non ci fosse nessuno in casa, invece lui è entrato e mi ha visto. Mi ha guardato mentre ero in quel modo e poi è scappato via. E ti ha punito? No, non ha mai fatto niente. Non ha detto mai niente. Ha fatto sempre finta di niente.
L'hai ammazzato per questo.